l'arcobaleno, a noi è dato colui che poteva ripristinare la pace, credendo in Lui. E proprio alla croce il tutto è compiuto. Cristo ha risolto il conflitto che ci separava da Dio stesso. Oggi, nella celebrazione dei battesimi, noi annunciamo il Vangelo, annunciamo Cristo all'umanità e a voi tutti, annunciamo il cambiamento in coloro che credono. Allora degno è l'agnello. Questo è il prossimo canto. Ringraziamo per il dono di Gesù che ha risolto alla croce quel conflitto.
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Anche tu, Mario, hai fatto professione pubblica del perdono dei peccati che viene Yeshua Gesù Cristo, anche tu ti sei riconosciuto come bisognoso della sua grazia e hai chiesto il battesimo perché è un comandamento che sta scritto nella parola di Dio. E allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora adesso vi presenteremo un ospite che già conoscete, ma lo affido alla traduzione di... Ah sì, facciamo un ultimo canto, grazie. Allora riprendo il leggio qua. Luce del mondo. E la scelta di questo canto è proprio data da Mario e Laura.
so honored to be this morning with you in this special occasion. È un piacere essere qui con voi in questa speciale occasione. Today the heaven rejoices Abbiamo un momento di gioia, di adorazione, because it has 2 new citizens, perché ci sono 2 nuovi cittadini and also when we sing on Sunday morning, e quando cantiamo la domenica mattina, our auditorium il nostro auditorium, il nostro pubblico, is 10,000s, 100,000s of angels sono centinaia di migliaia di angeli and 3 you God. e un Dio trino anche che ci ascolta. I would like to play for you a few songs, instrumental. Voglio suonare questa mattina per voi alcuni pezzi strumentali. And I have albums with me you can buy for yourself or as a gift. Ho qui alcuni CD che posso vendervi se volete acquistarli come un regalo. This violet album is with old hymns Questo album color viola è Acoustic Songs of of Faith, with old hymns like Amazing Grace. con alcuni inni diciamo tradizionali e rivisitati con la chitarra. The silver one is a nice Christmas album. Questo è invece un album dedicato alle canzoni cristiane di Natale, del periodo di Natale. 6 string worship. Questo è un altro Sing String Worship, I suppose, Yeah, dedicated to the guitar, dedicato alla chitarra ovviamente. Nice gospel album, gospel on guitar. Questo è anche Gospel on Guitar, what is some traditional gospel songs. Traditional gospel songs. Sono dei canti tradizionali della musica gospel And with 6 famous world guitar players joining. e ci sono anche 6 famosi chitarristi a livello mondiale che suonano insieme con lui. David, Shepherd David played for King Saul. David in the Old Testament. Ah, ok. Davide suonava l'arpa, sì. Yes, to the king Saul, king. Per il re Saul. And I would like to play for you also. E vorrei anche io suonare per voi questa And mattina calm your spirit, to make your spirit peaceful. per darvi pace al vostro spirito come succedeva quando Davide suonava per il re Saul. And later I would like to introduce my new album E più tardi vi vorrei presentare il mio nuovo album that you will find very interesting. che troverete molto interessante.
so much in the region of Central and East Europe, dato che viaggio molto nella parte centrale dell'Europa, in particolare anche nell'est, I meet many churches ho incontrato molte chiese and many singers. e molti cantanti And I gathered them all on one album, e li ho messi tutti insieme in un album, 12 songs 12 canzoni on 12 languages, che sono fatte in diverse lingue che ho incontrato nei miei viaggi. It's called This Is the Day, Il titolo è This is the Day, oggi è il giorno, and I'm happy that the first song on the album e sono molto felice che la prima canzone dell'album is in Romanian language. è una canzone fatta in lingua romena. I did it with a singer Sara La cantante si chiama Sara from Arad, di Arad and also we have Italian song e here. c'è anche una canzone in italiano. And this album is bridge between Italian and Romanian community. Quindi questo può essere considerato come un ponte, questo album può essere un ponte fra l'Italia e la Romania. And also you will hear well-known songs Ci sono anche dei nomi molto importanti qui all'interno di questo album, in Hungarian language, in lingua ungherese, English, in inglese, in Slovakian, in slovacco, Slovenian, in sloveno, Macedonian. in macedone, Yes, many different languages from this region. così tante lingue di questa area, di questa regione. And I would like to call Angela to join me for the last song. E adesso voglio chiamare Angela per cantare una di queste canzoni. And you can buy these albums after the service. They are 10 euros and you will help Christian musicians. E quindi poi potete comprare questo album che costerà 10 euro. Questo serve soprattutto per sostenere i musicisti come Andrei che attraverso il loro ministero predicano il Vangelo là dove vanno suonando. Degno di ogni canzone che canterò, degno di ogni lode che porterò, degno di ogni respiro che mai farò, vivo per te. Gesù non mi al di sopra di ogni altro nome, Gesù l'unico che poteva salvare, degno di ogni respiro che mai farò, vivo per te, oh per te. Santo come te nessuno, tu l'unico e solo, guarda te meravigliato, mostra chi sei e riempi il mio cuore, guidami verso chi ti sta cercando. Degno di ogni canzone che canterò, degno di ogni lode che porterò, degno di ogni respiro che mai farò, vivo per te, oh per te. Santo come te nessuno, tu l'unico e solo, guarda te meravigliato, mostra chi sei e riempi il mio cuore, guidami verso chi ti sta cercando. Chi ti sta cercando, la mia vita
Ora ascoltiamo per crescere. È l'ascolto più autorevole, più efficace. È quello che proviene dalla parola di Dio, come autorità per la nostra vita. Pertanto vorrei invitare il fratello Gaetano di Francia a farci fare questo cammino, questo viaggio, nell'ascolto della parola di Dio. Shalom, che la pace del Signore sia con ognuno di voi. È la prima volta che sono con voi e sono gioioso di incontrarvi in questa fede comune che ci fa diventare tutti cittadini del cielo. E ci sarà una grande casa per tutti noi. Siamo in cammino, stiamo andando verso la nostra vocazione e verso la nostra chiamata e verso colui che sta lavorando per noi, sta preparando per noi. Diceva Keith Green, un cantante che è vissuto negli anni '80, se pensiamo che il Signore ha fatto questa terra in 7 giorni, se lo dovessimo paragonare al lavoro che sta facendo il Signore da 2000 anni, lui diceva così, si esprimeva in queste parole, è come se stiamo vivendo nell'immondizia. Questo lo diceva lui. E invece stiamo vivendo nel creato, per la grazia di Dio, e stiamo andando verso il meglio. E siamo contenti che anche loro si uniscono a noi in questo cammino. Oggi è il giorno della libertà, la festa della libertà. Quale libertà? E per noi credenti, per noi cristiani, quale libertà? È una libertà globale che parte dal più profondo di noi e va in tutte le aree della nostra vita, ma ci viene detto in Cristo. Perché l'alleanza di Dio per la salvezza nostra è in Cristo. Per oggi ho pensato di meditare con voi i primi 17 versetti della lettera di Paolo ai Romani, dove c'è un bel programma che lui espone ai Romani, perché appunto gli sta scrivendo una lettera, ma che ritengo sia opportuno per noi, per darci un po' delle dritte per vivere la nostra vita comunitaria. Noi da un po' di tempo fa, loro da meno tempo, gli altri verranno dopo, ma c'è un bel programma. E questa epistola viene scritta perché Paolo ha terminato il suo lavoro evangelistico di testimonianza del Signore con il suo gruppo missionario nella parte est dell'impero romano, e adesso ha intenzione di andare nella parte ovest, giusto? Sì. All'ovest dell'impero, con l'intenzione di andare fino in Spagna. E da certa documentazione dell'antichità sembra che il Signore gli abbia veramente concesso di fare questo, fra 2 momenti di essere in galera a Roma e poi rilasciato, e poi dove è andato anche a donare la sua vita con la vita al Signore. E quando lui sta scrivendo a questa epistola, che sono dei credenti che lui conosce poco, alcuni li conosce, difatti li saluta nell'ultimo capitolo, alcuni non li conosce, però lui fa il suo biglietto da visita, si presenta e presenta il Vangelo che lui propone, che ovviamente, come ci dice lui stesso in Galati, ce n'è uno solo Vangelo, non ce ne sono altri, ma lo esprime e lo descrive
in questo capitolo come inizio, come introduzione, come proemio alla lettera, e quindi esprime gli elementi essenziali del Vangelo. E questi elementi essenziali, ovviamente, il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno, valgono pure per noi. Non c'è tutta la raccolta degli elementi essenziali, ovviamente, ma c'è quanto basta per noi. C'è quanto basta per poter riorientare la nostra vita qualora stessimo un pochettino traballando. Abbiamo bisogno di ricontestualizzare il nostro linguaggio e il nostro messaggio, perché il messaggio è uno, ma i tempi cambiano, ma anche a volte abbiamo degli scivoloni nella nostra vita spirituale, abbiamo bisogno di ricentrarci. E quindi leggo il testo e poi farò un po' di riflessioni. Ovviamente è un testo ricchissimo, potremmo stare qui 3-4 ore e forse gratteremo un po' la superficie, ma vogliamo prendere degli spunti da questo testo perché noi possiamo riflettere, portare con noi delle domande e qualcosa su cui riflettere ai piedi del Signore. Lui è come se dice: cari, questo è il Vangelo che io predico, va bene se collaborate poi con me? Ecco, questo è l'intento di questo scritto. Sto venendo da quelle parti, sto spostando il mio centro missionario verso Roma perché voglio predicare il Vangelo al resto dell'impero. E va bene, siete d'accordo con me? E se siamo d'accordo, allora lavoriamo insieme. E mi piace oggi questa rappresentanza di due comunità che si incontrano e ci incontriamo nel Signore. È una santa colpa quella del Signore. Quindi leggo il testo. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sante Scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, e dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Vedete che condensazione c'è di concetti. Lui poteva scrivere così. La prima frase del versetto 1 e il versetto 7. Il discorso era preciso, dritto e lineare. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. E cosa ha fatto lì? Ha fatto un bel sandwich. Ha presentato lui, ha presentato i destinatari, tutti insieme nel Signore, ma nel mezzo ha descritto il Vangelo. Nel mezzo ha descritto l'opera di Dio per la salvezza dell'umanità. Continuiamo. Versetto 8. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio, che servo nel mio spirito annunciando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente vedervi, ecco gli scopi, per comunicarvi qualche dono affinché siate fortificati, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio che ignoriate i fratelli che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci, come verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti, cioè quelli che non conoscono. Non stava offendendo delle persone. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziarvi il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti,
non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. È molto denso questo testo, è molto interessante. Cosa possiamo prendere per noi? C'è la descrizione della promessa di Dio all'inizio, della promessa che si realizza in Cristo Gesù e da quale noi riceviamo grazia e apostolato. Quando leggiamo queste parole noi le pensiamo sempre perché appartengono all'Apostolo Paolo, ma il verbo apostello significa inviati. Ed è così che Gesù saluta i suoi nell'ultimo momento che l'hanno visto prima dell'ascensione dicendo andate. E questa parola andate è proprio il verbo apostello. Queste parole valgono per noi, per andare e portare il messaggio della salvezza di Cristo Gesù. E una cosa interessante è che non è per un gruppo riservato, ma Paolo che scrive ai Romani, a una chiesa che non ha nemmeno fondato lui, un posto dove all'epoca dell'Epistola ai Romani ci sono circa 6 chiese, scrive a questi credenti in modo globale e generale e dice anche voi fate parte della Chiesa di Dio. Mentre venivo qui stamattina ho visto una macchina con il pesce e allora mi veniva voglia di prendere la Bibbia e dirgli ehi, anch'io, ci sono anch'io come te, anch'io amo il Signore. In autostrada è un po' difficile fare questo, però qualche volta l'ho fatto, avevo la Bibbia proprio lì sul sedile della macchina, ho suonato 2 volte, questi che si sono girati come per dire che vuole questo e gli ho mostrato la Bibbia, tanto la Bibbia si conosce, no? Cioè, o quello o quella, cioè insomma. Ed è interessante sentire questo slancio dell'amore di Dio gli uni per gli altri. Io ho girato tanto, ma dove c'è stata la Chiesa di Dio, c'è stata la casa mia. Ho incontrato tante chiese di tutti i colori e di tutte le marche, ma dove c'erano i cristiani di Gesù Cristo ho trovato la mia famiglia. E anche qui so che c'è la mia famiglia. Anche qui c'è questa appartenenza reciproca, perché Cristo è uno. E questo deve parlarci ai cuori, deve stimolarci all'amore fraterno. Paolo cosa fa per questi credenti? Lui rende grazia da una parte e prega dall'altra. Bene, 2 cose che abbiamo fatto oggi, 2 cose che siamo incoraggiati a fare continuamente. Anche se non li conosce tutti personalmente, come ho detto alcuni li conosce, perché gli manda i saluti, mi raccomando salutatemi a quello, salutatemi a quell'altro, ma lui ha questo cuore di riconoscenza per la Chiesa di Dio, per la Chiesa di Cristo, per tutti i cristiani. Non so quanto ci pensate voi, ma vorrei incoraggiarvi a pensarvi alla Chiesa, non soltanto al gruppo locale a cui apparteniamo, ma pensare alla Chiesa, come sta andando la Chiesa, come sta vivendo la Chiesa. Ci sono dei gruppi internazionali a livello veramente mondiale che fanno questo, che fanno un monitoraggio. E vabbè, è un monitoraggio umano, ma è un modo per sapere come stanno andando le cose, da che parte stiamo andando, in che mondo stiamo vivendo e abbiamo bisogno di saperlo. E Paolo ci dà questo stimolo, rendere grazie a Dio per tutti i credenti e pregare per quelli che non conosce. È un buon incoraggiamento per noi e poi esprime 3 o 4 volte questo desiderio che li vuole vedere. E ci teneva tanto, perché da questo desiderio di volerli vedere c'è una progettualità. I veri desideri ci portano a una buona progettualità
E lui questo desiderio lo esprime, come ho detto almeno 3 volte, se non 4, lo riscrive in questi pochi versetti, proprio perché c'è questo desiderio che trasporta la progettualità di andare avanti nel regno di Dio. E la mia preghiera è che gli anziani di una chiesa e dell'altra chiesa, che tutti insieme si possa avere il desiderio che porta progettualità per l'avanzamento del regno. Non basta essere ripiegati sul proprio ombelico, bisogna alzare gli occhi, perché la messa è grande e gli operai ci vogliono. Sono pochi, diceva Gesù. Adesso c'è qualcuno in giro, bene, andiamo a lavorare, andiamo a fare quello che il Signore ci chiama a fare. La cosa che mi ha toccato in modo particolare sono gli intenti che Paolo ha e che Paolo, possiamo dire, immagina o sogna una volta che li incontra. Quando voi incontrate altri credenti, quali sono i vostri intenti e quali sono i vostri sogni? Cosa desiderate realizzare con loro? Quando tu incontri un altro credente o un'altra credente, cosa vuoi realizzare con lei o con lui? La Chiesa ha bisogno di progettualità, perché si parte dalla progettualità individuale piccola alla progettualità del gruppo e dell'insieme. Alcuni spunti che sono qui. Desidero vivamente vedervi, ecco qua il desiderio. Ci sono i desideri della carne? Vabbè, sappiamo come trattarli. Ma ci sono anche i desideri del Signore che ha messo nella nostra vita, non solo come persone, ma i desideri nello spirito, i desideri della fede. E lui dice qui, infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche dono affinché siate fortificati. Ora non so voi cosa pensate e come siete messi con i doni, ma vi posso garantire che non nasce un solo bambino e una sola bambina senza doni. Il Signore non ci lascia senza equipaggiamento. Il Signore ci fa nascere con un bel equipaggiamento e ci progetta persino per la vita spirituale. Il nostro cervello è progettato per la spiritualità. Poi dipende cosa ci mettiamo come spiritualità. Ma noi siamo stati creati col progetto della spiritualità e abbiamo dentro di noi dei doni eccezionali, l'uno con l'altro. Quando Pietro dice ognuno che ha ricevuto il proprio dono lo mette al servizio degli altri, sta realizzando quello che per Paolo è un desiderio. Cosa voglio fare? Prima di tutto mettere a disposizione il meglio di me, per voi. Cosa sto facendo io qui? Sto cercando di comunicarvi il meglio di me per voi. E voi cosa voleste fare nei miei confronti? Certo, so che a qualcuno sono antipatico, quindi tranquilli, non ho nessun problema. Ma se a qualcuno prende il rischio di volermi bene, cosa vuole fare nei miei confronti? Se qualcuno si prende il rischio di volerti bene, cosa vuoi fare per gli altri? Paolo sta andando verso persone poco conosciute o sconosciute del tutto. Qual è il suo progetto? Qual è il suo desiderio? Di comunicare se stesso nei doni che ha affinché siano fortificati. È un bel progetto questo. E come Chiesa abbiamo questo progetto di sostenerci, di fortificarci gli uni e gli altri. Questo concetto è già nell'Epistola ai Colossesi. E Paolo la prima cosa che gli vuole dire: voglio essere un dono per voi, voglio essere un regalo per voi. Qual è il motivo? Perché così siate più forti. Ma lui non si mette come il grande dispensatore di tutte le cose, no, perché non ci si ferma qui. E perché quando sarò tra di voi, il versetto 12, ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo gli uni e gli altri
voi e io. È interessante, parte lui e parla agli altri e poi adesso conclude con gli altri e con sé. Perché vuole fortificare loro? Perché lui ha voglia, ha desiderio, ha bisogno, necessita di essere confortato da questi cari. Voi non avete bisogno di conforto? Io sì. Io non ho paura di ammettere la mia umanità, perché la mia umanità mi rivela la grazia di Dio. Più sono vero umano, più conosco veramente la grazia. E Paolo qui lo dice. Un obiettivo è quello di potervi mettere a disposizione il meglio che ho, ma per quale motivo? Perché quando vengo da voi potrò godere del vostro meglio. Potrò ricevere da voi il meglio che avete e questo mi conforta, questo mi incoraggia. Questa è la visione della Chiesa, questa deve essere la visione del corpo di Cristo. Questa mano non può lottare contro questa, una gamba non può lottare contro l'altra gamba. Hanno bisogno di avere armonia e aiuto reciproco, perché altrimenti non vai da nessuna parte. Avete provato a prendere le cose mentre una mano tiene il telefonino, perché ormai è incollato nelle nostre mani, capite? Quindi abbiamo una sola mano ormai. Ma c'è il momento in cui l'altra mano dice, lascia quel telefonino perché non andiamo da nessuna parte. Ora questa metafora del telefonino significa che noi abbiamo bisogno tutti gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di girarci gli uni verso gli altri per poterci unire, ma anche unire. Paolo lo sa chi è. Paolo sa che ha tanto da dare e lo vuole mettere a disposizione degli altri, ma non tratta gli altri credenti come dei sacchi vuoti e degli ignoranti. Voglio venire da voi perché voglio essere confortato da voi. Interessante, molto interessante. Se riuscissimo a vedere gli altri come il conforto di Dio per me. Certo, ci sono pure gli antipatici, tranquilli. Ci sono pure i dispettosi, garantiti. Ci sono pure i nemici. È Paolo stesso che dice togliete gli empi da mezzo al popolo. Cioè ci sono delle persone che ti tocca prenderli di peso e metterli fuori. Seconda Corinzi 5:20. Ma il resto non sono tutti empi. Il resto che facciamo? Possiamo capire perché Paolo dice 4 volte ho desiderio di venire da voi, perché sa che sta andando verso un bene che solo questi credenti gli possono dare. Perché siete venuti qua stamattina? Perché siete davanti al Signore? Che non lo vedete nemmeno? Che ci state a fare qui? Se il vostro sguardo non incontra il fratello, la sorella, l'altro, che ci state a fare qui? Andatevene via. La Chiesa è formata dai chiamati fuori per essere insieme e per essere questo corpo che trae ogni forza dalla somma di tutta la forza di ogni componente. Poi vuole avere qualche frutto. È certo, è importante. Mica siamo qui vuoti a perdere come le lattine delle bevande. Anzi, adesso si riciclano, una volta si buttavano completamente. Il Signore ci ha chiamati perché noi possiamo avere frutto e Gesù ci ha dato anche la specifica e che sia un frutto permanente.
vi ho chiamati affinché portiate frutto e il frutto sia permanente. E questa chiamata, cari nel Signore, è per ognuno di noi. Quindi non mi meraviglia che Paolo gli dice: ragazzi, voglio venirvi a trovare, a visitarvi, c'ho un progetto, e perché così possiamo avere frutto. E c'è una parola interessante che esprime questa necessità di avere frutto, perché dall'altra parte si deve colmare una necessità. Ed è la parola questa, debitore, perché io sono debitore verso i greci, verso i barbari, verso i sapienti e verso coloro che non conoscono. Noi portiamo un sapere, ed è il sapere di Cristo. Noi conosciamo chi tanti non conoscono e siamo chiamati noi a portare questo, ma lo dobbiamo sentire come debito, dobbiamo sentire questa necessità, questo desiderio, questa volontà di avere frutto, perché questo corrisponde al debito da un'altra parte. E così Paolo dice: e sono anche pronto a venire a Roma. E in conclusione lui ci dice perché desidera tutto questo dalla Chiesa del Signore. Perché il Vangelo non ha niente di vergognoso. Lui dice: io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Siete contenti di aver trovato il Signore? Lo riuscite a dire? Siete contenti? Bene, fate contenti anche gli altri. Andate a portare la potenza di questo Vangelo agli altri. Non siete più contenti? Siete contenti di aver conosciuto Gesù, di avere la vita in Cristo? Sì, no? Potete dirlo? Bene, andiamo a fare contenti anche altri. Per la salvezza di chiunque crede. E non c'è da vergognarsi, c'è da essere fieri del Vangelo di Cristo, perché non c'è niente di meglio del Vangelo di Cristo. E la Chiesa perseguitata ci lancia ogni giorno il messaggio più potente della fierezza del Vangelo, della fierezza di appartenere al Signore. E se ho capito bene, questa è una Chiesa rumena, vero? Voi avete sofferto più degli italiani, almeno nell'ultimo periodo. Mio padre è stato in galera per il Vangelo, ma erano altri tempi, erano più antichi, quindi quasi nessuno se lo ricorda. C'erano i fascisti. Ma io spero che questa memoria, di questa fierezza, di questi uomini di Dio, che una volta che hanno creduto avrebbero potuto lottare contro ogni nemico, sia anche la memoria nostra per essere fieri del Vangelo del Signore. E per quale motivo? Perché dice: è la salvezza di chiunque, è giudeo, greco, quindi tutti quanti ci siamo dentro, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, perché come è scritto, il giusto vivrà per fede. Spieghiamo questo versetto. La cosa che più ci sconvolge mentre siamo sulla terra è il desiderio di giustizia. Perché se c'è giustizia, è giustizia umana sulla faccia della terra, ma la maggior parte delle volte non corrisponde a una giustizia e non corrisponde alla giustizia che vorremmo noi. A 360 gradi. Ma il Vangelo ci rivela questa giustizia per rispondere alla nostra esigenza di giustizia
È perché questa esigenza di giustizia si realizza nella promessa del Signore. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Cosa fa il Vangelo? Il Vangelo è il rivelatore di una speranza che ci fa capire lo strumento di Dio per farci capire che all'esigenza e alla sete di giustizia c'è una risposta, ma la risposta è lì, dove ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Quando leggiamo nelle Beatitudini, beati gli affamati e gli assitati di giustizia perché saranno saziati, se volete essere saziati nella vostra giustizia, nella sete di giustizia o nella fame di giustizia qui sulla terra, vi posso dire una cosa, scordatevelo. Ve lo potete dimenticare. Certo, non voglio disconoscere gli sforzi che si fanno anche in Italia per applicare qualche giustizia, insomma, si fa qualcosa, bisogna essere onesti. Ma quella giustizia intrinseca, quella giustizia che corrisponde a tutte le ingiustizie che abbiamo subito, vissuto come persona, come uomo, come donna, come bambino, come bambina, come coppia, come famiglia, come straniero, come italiano, come rumeno, come tutto quello che volete. Tutte queste ingiustizie avranno una sola risposta lì, dove ci sarà di casa la giustizia. Aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, dove la giustizia sarà di casa e dove il Signore si è preso un impegno di venirci ad asciugare ogni lacrima nei nostri occhi. Lui di persona. Ma per adesso cosa facciamo? Andiamo da fede a fede. Il giusto vivrà per fede. Abbiamo queste convinzioni. La parola fede non è una bacchetta magica. La parola fede viene dal verbo credere in greco. Abbiamo queste convinzioni, abbiamo questa conoscenza, questa sapienza da parte del Signore e abbiamo questa fiducia. Perciò ce la facciamo a vivere. Il giusto vivrà per fede. La nostra forza è nella fede. Ma nella fede di chi? La fede in chi? In Gaetano? No, tranquilli. La fede in Gesù Cristo. La fede in chi ci ha rivelato il Padre. La fede che ci ha fatto conoscere che a tutti quelli che l'hanno ricevuto sono diventati figli di Dio. A quella fede che ci porta in uno statuto in cui dice l'Epistola agli Ebrei, in cui Gesù non si vergogna di essere nostro fratello e nel capitolo 11 dice che Dio non si vergogna di essere il nostro Dio. La fede in Cristo e in Dio, perché noi possiamo avere prima o poi la giustizia che desideriamo. Ma c'è anche una giustizia pratica che è rivelata, il sapersi comportare, il sapere essere gli uni con gli altri. Cosa significa da fede a fede? Allora immaginatevi un secchio, fate finta che qua c'è un grande secchio, e significa ek pisteos eis pistin. Questo è in greco. Il giusto vive perciò che tira fuori dal proprio credo, quindi dal Vangelo, per raggiungere gli obiettivi che sono rivelati in tutto ciò che noi impariamo e comprendiamo del Vangelo. Ora non la potevano scrivere così in italiano, non so com'è in rumeno, ma in italiano era un po' difficile. Ma il nostro cammino è quello di prendere da tutto ciò che è il Vangelo e la rivelazione di Dio, conoscere, integrare tutto ciò che il Vangelo ci dice, farlo nostro e camminare verso gli obiettivi e gli scopi che stiamo capendo leggendo le Scritture, che stiamo capendo credendo nel Vangelo, che stiamo capendo credendo in Gesù. Io vado davanti a voi a prepararvi una casa, è scritto nel Vangelo.
Allora se ci credi, questa verità la prendi, la fai tu e cosa fai? Ti metti a camminare verso il Signore. Da fede a fede, questo significa. Quindi da fede a fede. Andiamo alla conclusione. Vorrei concludere con 2 versetti. Uno è un elettroshock e l'altro è un invito. Gesù quando parlava. Gesù quando parlava, ragazzi, parlava. Gesù è l'amore di Dio per noi, ma Gesù è giusto e preciso e ci ha detto delle cose precise. Matteo 5,20 sta scritto così: poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quelli degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Questo è l'elettroshock. Ve lo direi in siciliano: diamoci una ricettata. L'unica che mi capisce è quella. Diamoci una aggiustata, diamoci un aggiornamento nel nostro modo di essere. Perché Gesù di persona ci dice che se la nostra giustizia non supera quello degli scribi e dei farisei, non abbiamo capito niente. Non abbiamo capito niente. Ora non è che dobbiamo vivere di ipocrisia, io sono più giusto di te, perché questo facevano gli ipocriti, i farisei e gli scribi, io sono più santo di te, io sono più giusto di te, quindi no, non è questo. Ma mettere in pratica questo Vangelo in cui la giustizia è rivelata e che ci porta alla gloria di Dio. E l'altro invito è questo: o uomo, quando qui questa parola è uomo, qui significa tutte le persone sulla faccia della terra. Non parla ai maschi qui, parla agli uomini e alle donne. Quindi, come si può dire, o credente, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene, ciò che è bello e ciò che è buono. Che altro richiede da te il Signore? E qui è Yahweh, Dio dell'alleanza, l'alleanza in Cristo, attraverso il quale noi siamo diventati suo popolo. E che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente col tuo Creatore. È un invito. Se veramente hai conosciuto Gesù, se per te hai conosciuto il bene, il bello e il buono in Gesù, bene, è una cosa normale. Che altro ti chiede il Signore? Cioè, è una cosa normale che pratichi la giustizia, ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio. Bene, buon cammino. Ora, se volete un po' precisare il cammino, vi lascio il compito pure per casa, se avete voglia di pensarci questa settimana. Portatevi con voi questa domanda: che cos'è giusto? Pratichi la giustizia, qua ci chiede. Che cos'è giusto? Come posso fare crescere la giustizia di cui sono testimone? Domanda numero 2. Noi siamo testimoni della giustizia di Dio. Il Vangelo rivela la giustizia. Come posso fare crescere la testimonianza della giustizia di cui sono testimone? Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene,
Che altro richiede da te il Signore, se non che pratichi la giustizia, quindi ogni giorno, quotidianamente, che tu ami la misericordia e cammini umilmente col tuo Dio. Buon cammino. Preghiamo. Signore, siamo davanti a te e ti ringraziamo perché il tuo Spirito è dentro di noi. È quello che ti chiediamo, che noi possiamo essere in fase con te, che possiamo essere in armonia con te, che possiamo essere non solo uniti a te, ma armonizzati a te, affinché il nostro cammino, Signore, possa essere un cammino attraverso il quale tu possa essere glorificato e che la tua giustizia possa essere testimoniata da ognuno di noi. Questo te lo chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Come ci salutiamo oggi? Con quali promesse? Ne cito solo una, da Ebrei, capitolo 4, versetto 16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Quello che era impossibile senza Cristo, ora è possibile. Accostarsi vicino a chi ci accoglie e trovare anche altro, trovare grazia. Non è un posto vuoto il suo trono, c'è anche il soccorso. Il soccorso presume che ci siano le competenze per poter intervenire e agire per conto di colui che è davanti a quel trono. C'è spazio ancora. Anche oggi è un giorno di annuncio per essere davanti a quel trono e nelle competenze di colui che presiede il trono. Il canto finale di oggi sarà Santo, Santo, Dio Onnipotente. Questa è la direzione della nostra vocazione che questa mattina abbiamo raccolto in vari momenti del nostro vissuto insieme. E dopo questo canto inviterei il pastore Jacob per un saluto.
Cosa c'è da dire? Che gloria a Dio. Amen. Vi saluto nel nome del Signore. Siamo onorati oggi di essere insieme a voi. Nel cielo è festa, oggi qua è festa. Perché le opere del Signore si vedono, l'Evangelo ha la forza di salvare tutt'oggi. Chiunque crede. Siamo onorati oggi di tornare il debito, no? Eravamo in debito. Siete stati i primi ad accoglierci con tanto cuore. Siamo riconoscenti di questo. Oggi il Signore ci ha dato l'onore di ospitarvi con tutto il piacere. Grazie. E rimaniamo alla disposizione. Questo locale è stato fatto per la gloria del Signore. Amen. Allora dobbiamo pregare per altri battesimi. Questa vasca è pronta. Sono stati già battezzati altri e saranno battezzati altri perché il Signore e lo Spirito Santo sta operando. La prossima domenica continueremo. Amen. È già pronta, è già scaldata. Posso condividere con voi solo la nostra gioia. Abbiamo una ventina di giovani. Questo è per la testimonianza come lo Spirito Santo sta muovendo i cuori dei giovani, di quelli che credono. Erano tanti che stavano traballando se venire o non più in chiesa e lo Spirito Santo ha toccato i loro cuori. E domenica avremo una ventina di loro che testimonieranno che Gesù ha toccato e ha cambiato la loro vita, li ha riempiti di Spirito Santo e sono pieni di gioia. Questa è la nostra. Insieme possiamo agire noi, non so dei vostri, non è voi e noi, siamo la Chiesa del Signore Gesù, che siamo qua a condividerla